Secondo giorno di lavori alla Circular Medical Expo, la fiera internazionale che riunisce in città il meglio del settore biomedicale. Dopo una prima giornata dedicata alla sostenibilità e alle nuove sfide globali, oggi l'attenzione si concentra sull'evoluzione concreta delle tecnologie che stanno già cambiando la sanità, dall'intelligenza artificiale applicata alla diagnostica e alla gestione dei dati clinici fino alla medicina digitale, per ospedali e formazione sempre più efficienti e di qualità. Una sanità del futuro sarà una sanità liquida, consentitemi questo termine, nel senso che dovrebbe esserci una strettissima integrazione tra ospedale e territorio, proprio per poter evitare le ospedalizzazioni dei pazienti e poter ottimizzare la cura della salute sul territorio. Pensiamo alla telemedicina, all'importanza di poter seguire i pazienti a distanza o addirittura poterli operare a distanza. Pensiamo alla diagnostica per immagini. Nella diagnostica per immagini oggi applichiamo anche già algoritmi di intelligenza artificiale. Possiamo pensare alla realtà virtuale che utilizziamo già nella chirurgia, ma ha un ruolo fondamentale per esempio per l'insegnamento, per far immergere gli studenti nel corpo umano e poter navigare il corpo anche durante gli interventi chirurgici. Grande attenzione anche agli espositori, aziende del territorio, nuove start-up che emergono, tra queste una specializzata nella produzione di protesi che restituiscano al meglio la sensazione di camminare anche sulle superfici più ardue. Puntiamo sul fatto di andare a ricreare l'anatomia del piede in una protesi e questo ci permette di andare ad ottenere un piede protesico che simuli il passo fisiologico per il 95%. Permette una grande adattabilità a diverse tipologie di terreni, come quindi terreni sconnessi, quindi anche per passeggiate in montagna. Per tutta la giornata workshop e incontri tecnici che mettono attorno allo stesso tavolo aziende, professionisti, ricercatori e istituzioni. Buyer e delegazioni provenienti da tutto il mondo continuano a confrontarsi con le imprese venete e italiane alla ricerca di collaborazioni commerciali e soluzioni da portare nei rispettivi sistemi sanitari. Viene chiesto tantissimo il Made in Italy, specialmente nel medical, e adesso venendo qui abbiamo visto tantissime società che sono in fase anche di start-up, ma hanno delle idee rinnovative nel campo medical e questo è molto importante e fa la differenza. Secondo giorno all'insegna del dialogo tra scienze, imprese e istituzioni, un ecosistema in crescita che a Padova trova un punto di riferimento internazionale per discutere, progettare e sperimentare la sanità di domani.